spiegazione dell'isola, poi è la seconda isola come superficie attorno alla Sardegna, non c'è tanta dimensione. Ha una lunghezza in linea d'aria che va da Punta Salippi, cioè la punta che si affaccia verso il Capo Falcone, fino a Punta dello Storno, su in alto dove andremo domenica, la parte alta, di 17,5 km. Speriamo di vedere un muflone, di riuscirlo a fotografare. Verrete divisi in due gruppi. Un gruppo verrà con me a fare paesaggio macro e macrofotografia, un altro gruppo andrà con Domenico a fotografare e fare caccia vagante degli animali. Una volta imparata la tecnica ci si accorge che è altrettanto importante rispetto alla tecnica, che è la capacità condivisa.
È stato un corso splendido, è andato oltre qualsiasi aspettativa, l'isola è meravigliosa. 3 giorni bellissimi, passati in fretta, l'isola splendida. Piaciuto molto. I docenti sono stati perfetti perché avete notato sono complementari, quindi la forza del corso è sicuramente questa. Parte naturalistica divisa in caccia fotografica, quindi flora, fauna, fotografia a 360 gradi, il resto lo fa l'isola, quindi l'organizzazione era un 1% che ha fatto da ciliegina. Bellissimo, fantastico, da ripetere. Sì, l'esperienza è stata straordinaria. Questo corso è stato bellissimo. Da ripetere il prossimo anno. Allora, il muflone l'ho visto da lontano, però sono riuscito anche a fotografarlo, quindi sono molto soddisfatto e credo proprio che ritornerò. Isola stupenda, persone stupende, merita di ritrovarci l'anno prossimo giugno o maggio? Maggio, abbiamo deciso a maggio, tutti a maggio l'anno prossimo. Piene, intense, positive, da ripetere. Il corso è andato benissimo. Corso per chi veramente vuole imparare a fotografare. Insomma, è stata una bellissima esperienza, l'organizzazione eccezionale. Per me è stata una bellissima esperienza, è stata anche il primo corso di fotografia e penso sia andato tutto bene, sono contentissima. Questi 3 giorni sono volati. Tutto bellissimo, spero che l'evento si possa ripetere. Esperienza bellissima, da ripetere sicuramente. Esperienza bellissima da ripetere sicuramente. Semplicemente le persone che l'hanno organizzato hanno fatto una cosa perfetta. Politics need human beings, politics need votes. That's why